Lo aveva annunciato a marzo l'allora Premier Monti e tutti inizialmente avevano tirato un piccolo sospiro di sollievo, una boccata d'ossigeno. Questo doveva portare lo sblocco di 20 miliardi entro il 2013 per pagare il debito dello Stato con i suoi fornitori. Ma ad oggi di quel denaro che avrebbe dovuto transitare per le tesorerie della regione non c'è neanche l'ombra. Zero, questo è quello che posso dire, al momento zero, ma ricordiamo anche la farsa di questa iniziativa che vuole prestare 20 miliardi di euro alle pubbliche amministrazioni a interessi, cioè noi dobbiamo pagare gli interessi per avere dei soldi. Se non ce li avessimo i soldi potremmo anche dire ok, paghiamo gli interessi. La verità è che noi abbiamo come regione 1 miliardo e 300 milioni di euro bloccati, non li possiamo utilizzare per pagare i conti e lo Stato ci dice se vuoi ti do io una mano, ti do 1 miliardo e 3 e però mi paghi gli interessi. Cioè, siamo arrivati all'assurdo. La regione non è dunque disposta ad indebitarsi per pagare le aziende, quei soldi, precisa Zaia, ci sarebbero già in cassa ma sono bloccati. A pagare lo scotto dei ritardi del governo sono ovviamente gli imprenditori che vantano crediti con la pubblica amministrazione e che nella nostra provincia rischiano di vedere la loro attività compromessa. Non solo non si sono visti, ma forse ne hanno visti pochi anche le grandi imprese, che sono poi i principali creditori nei confronti dello Stato. Le piccole e le microimprese sono in rapporto di subfornitura essenzialmente e quindi vengono dopo e purtroppo non credo che li vedremo tanto facilmente, neanche nei prossimi mesi. Se l'immissione del denaro dovuto dovesse tardare ancora, spiegano le categorie, l'effetto domino finirebbe per travolgere anche quelle piccole imprese locali che lavorano per conto di committenti più grandi. Quando non ce n'è per nessuno, chiaramente il più forte è quello che detta le regole e alla fine noi ci vediamo anche proporre dei concordati a un ribasso praticamente inaccettabile che qualcuno accetta pur di non fallire per portare avanti di qualche mese la sua attività, però in questo modo rischia di condannarsi definitivamente.